Seconda corsa, premio il maestro Osvaldo Querzè. Sono i gentleman in sulchi a cavalli di 4 anni, no vincitori di 9.000 euro in carriera, sono in 8. 1 Casanova Adri, Matteo Zaccherini, 2 Corsa del Nord, Jessica Pompa, 3 Chloé Risaia, TRGF, Francesco Corinti, 4 Cassaniga Light, Federico Bongiovanni, 5 Cartagena Pax, Michela Rossi, 6 Cari Balilla, Patrick Romano. Seconda fila 7 Caol Ila Si, Sara Bruni, 8 Countdown Si, Ilaria Vecchi. Tutta rete la prima fila, perde un attimo l'ala Cari Balilla. Rinuncia al lancio anche Cartagena Pax, che poi si getta di galoppo. Rompe anche Corsa del Nord. Veloce è Chloé Risaia, numero TRGF 2 Corsa su del Nord, Cassaniga Light, poi squalificato. Cari Balilla che Numero si butta alla 1 corda, ha rotto Casanova anche Adri, squalificato. Casanova Adri. Quindi Cassaniga Light che va a chiedere strada. Vediamo le intenzioni di Francesco Corinti, sembra volere stare davanti, parlottano i due. Terza posizione per Cari Balilla davanti a Countdown Si, più indietro gli altri. Deve rinunciare Federico Bongiovanni con Cassaniga Light perché corre davanti Chloé Risaia TRGF che arriva al paletto dei 400 in 39. Ora rimane di fuori perché è probabilmente un po' ardente. Cassaniga Light, Cari Balilla seconda posizione davanti a Countdown Si, molto più indietro è Caol o Ila Si. Cavalli ai 600, passati in 47, 16-1 la frazione della curva con in vantaggio Chloé Risaia con Cassaniga Light all'esterno, poi Cari Balilla che avanza all'interno su Countdown Si, la frazione qui davanti alle tribune in 14-9, 1 e 2 scarsi il primo giro con Cassaniga Light sempre all'esterno di Chloé Risaia TRGF, Cari Balilla lungo la corda, poi Countdown Si in terza posizione alla corda, 1,17,5 il primo chilometro, sempre in vantaggio la figlia di Ghibellino che ha sempre all'esterno Cassaniga Light, Cari Balilla che è in una posizione tattica molto privilegiata, retta di là passata in 15-1, cerca di avvicinarsi anche Countdown Si, cavalli a 300 metri dalla conclusione con la battistrada che cerca l'allungo su Cari Balilla, perde qualche battuta all'esterno Cassaniga Light, 200 metri alla conclusione, ultima curva passata in 15-2, retta d'arrivo Chloé Risaia TRGF in vantaggio su Cari Balilla che ci prova, ultimi 50 metri, spunto secco di Cari Balilla che va sull'avversario che però si difende fin sul palo al terzo Cassaniga Light su Countdown Si e Cartagena Pax. Si butta in un galoppo liberatorio dopo il paro Cari Balilla, ma Chloé Risaia TRGF si è salvato con Francesco Corinti, training di Roberto Gradi per la signora Beatrice Tirico, la figlia di Ghibellino in percorso di testa. Rivediamo qui sollecitata da Francesco Accorinti che respinge l'attacco portatogli a fil di palo da Cari Balilla che può essere soltanto secondo.